Allora, buongiorno, facciamo un tentativo perché non so neanche se funziona bene la rete qui dove mi trovo, siamo più isolati del solito. Anche perché oggi è 24 dicembre, quindi buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie, ed è il primo giorno di Zona Rossa. Ciao Enrico, Rina, ciao a tutti, grazie davvero. Dicevo, spero che funzioni perché non so in questa area quanto prenda la rete, purtroppo siamo un po' isolati. Allora, è il 24 dicembre, ben trovati a tutti. Abbiamo tante cose di cui parlare anche perché ieri non ci siamo visti sentiti, ma insomma abbiamo dal sondaggio di Ring, l'esito di quel sondaggio. Ciao Mirko, alla fine ero l'unico a pensarla diversamente, quindi a Ring il 67,6% mi pare ha detto come la scuola debba riaprire. Auguri Irina anche a voi, Aldo, buongiorno, buone feste a tutti. Come debbano riaprire il 7 gennaio e poi ci arriviamo, il 67% ritiene che le scuole debbano aprirsi il 7 gennaio. Fuori onda un politico mi ha detto: Avarino, si vede che lei non è un politico, perché non può dire che le scuole non devono riaprire, non riaprire adesso per questioni di sicurezza, ma attendere piuttosto, perché se riapriamo le scuole magari andiamo a inficiare l'attività di qualche impresa. Comunque è il giorno il primo giorno della nuova zona rossa, il giorno dopo la conferenza stampa di Palù, l'avete visto forse ieri per quanto riguarda il Veneto, il tema dei vaccini, i nuovi segretari, commissari della Lega, ci sono tante cose. Molto divertente, Conte va da Vespa e Renzi che dice io di Conte non mi fido, insomma siamo arrivati a questo. Anna Maria, auguri, buon Natale anche a voi. Quindi abbiamo superato le 70.000 vittime nel nostro paese, siamo ancora una volta i più colpiti dal virus. Ieri c'è stata questa conferenza stampa del British. Ciao Diego, un abbraccio, super tu. Basta che ci siano i mezzi in sicurezza. Non so cosa intenda Rina. Ieri appunto questa conferenza stampa molto attesa di Palù. Non mi leverò mai il sospetto che siccome doveva fare la conferenza stampa il giorno dopo col governatore Zaia, certe informazioni blindate, definiamo così, ha scelto di evitare l'intervista a Ring la sera prima. Mi dispiace, insomma, perché sarebbe stato utile ribadire anche in televisione a un pubblico un po' più vasto rispetto magari a qualche intervista sui giornali, come dica lui proprio Giorgio Palù, che sulla variante inglese c'è stato un eccesso di isteria. C'è un passaggio che poi vi leggerò delle parole di Palù che è veramente interessante. Comunque andiamo veloci. Sono 2880 persone al giorno quelle che saranno vaccinate per quanto riguarda il Veneto. Entro primavera si fa la gran parte di quelli che rischiano, ma più che altro si comincia con 184.000 dosi per 91.000 persone del mondo della sanità, l'abbiamo detto tante volte, 93.000 invece in più queste 93.000 dell'RSA, quindi dipendenti e ospiti delle case di riposo. Questo è un fondo è molto importante perché ovviamente andiamo a proteggere le classi un po' più a rischio. Poi i lavoratori dei settori essenziali, vigili del fuoco, forze armate, polizia, vi dicendo, questo l'abbiamo detto, e persone che rischiano, compresi gli ultra ottantenni, sarebbero altre 359.000 persone. La somministrazione è chiamata. Quindi ci hanno spiegato ieri la dottoressa Russo con Zaia, Palù e via dicendo, e il nuovo mega direttore della sanità del Veneto Luciano Flor. 70.000 vittime. Contate come? Diego, bravo, quante volte l'abbiamo detto? Più autobus con il giusto distanziamento. Rina, vediamo, perché adesso ne stanno discutendo. È ancora il piano, diciamo, ufficializzato, non è parlato molto il Veneto, ma non sappiamo bene come sarà sto 7 gennaio la riapertura delle scuole. Sulle vittime l'abbiamo detto una volta, siamo i peggiori in Europa, però molti altri, e l'abbiamo ripetuto qui molte volte, contano chi è morto per polmonite bilaterale. Non chi è morto perché era un malato purtroppo terminale, si è preso anche il Covid, sarebbe morto comunque, ma finisce con vittima Covid. Perché l'Italia rispetta i dettami precisi dell'OMS, ma insomma questo. Poi una cosa sui monoclonali che non abbiamo mai detto, mi ero segnata per l'altro giorno, ma poi non ci siamo visti. Le reazioni, dice Palù, ci sarebbero nel 50-60% dei casi, cioè faccio il vaccino,
uno su due ha una reazione che di solito è un mal di testa, una piccola febbricola, dice la mialgia, c'ho un dolore qui nel punto magari in cui mi hanno fatto la puntura e via dicendo. I vaccini hanno salvato il mondo, dice ancora una volta. Nel 1700 l'età media era 30 anni, 35 anni, oggi insomma è molto più alta, ha ribadito Palù, insomma un convinto chiaramente vaccinista, è uno scienziato, e a proposito di questo ha ripetuto quello che più volte ha detto a Ring, cioè c'è questa infodemia, chiunque parla di Covid, facciamo i talk show, ce l'ha con noi, ma in realtà ce l'ha con i troppi scienziati presunti o veri che parlano tutti quanti del Covid senza magari cognizione di causa. A un certo punto sulla variante inglese cosa dice Palù? Mi dispiace perché questa variante circola da tempo, ma perché nessuno l'aveva sequenziata, non abbiamo capito di più, perché ce lo dice l'Inghilterra, ma insomma non preoccupatevi troppo perché non è niente di che, anche se contagia di più i bambini, abbiamo visto, più Palù e meno cialtroni a sparlare a destra e manca. Esatto, bravo Simone, sapete che Palù da febbraio è probabilmente il virologo più ospitato nelle nostre televisioni, perché con lui, anche se ha questa aurea, questo modo di fare un po' british, diciamo, però le cose le canta e per bene, le dice, a volte non è comprensibile un po' a tutti noi perché è un tecnico, fortemente tecnico, ex presidente della Società di Virologia d'Europa, insomma è un numero uno assoluto nel mondo. Cosa dice Palù? Attenzione, mi dispiace che nessuno questa variante l'abbia sequenziata, mi dispiace che non l'abbiano sequenziata nella mia ex struttura. Sapete qual è l'ex struttura della quale parla Palù? La microbiologia di Padova. Sapete chi è il direttore della microbiologia di Padova? Un tale Andrea Crisanti. E quindi, ovviamente, quando ha un palco a disposizione, Palù, diciamo, rimette in ordine un po' anche le competenze e le capacità. Tampone rapido si farà in farmacia, c'è l'accordo, 26 euro. 26 euro per un tampone rapido. Io ieri, per scelta, prima di incontrare magari e fare gli auguri a distanza ad alcuni familiari, ho fatto con la mia ragazza il tampone a pagamento in privato, 70 euro il molecolare, quindi sono stati precisissimi a Trieste, tra l'altro, quindi doppia narice anche in gola, insomma un'esperienza da provare. Dopo tutti i rapidi di cui abbiamo parlato, i baby tamponi, il fai da te che arriverà, si spera ci siano novità nei prossimi giorni, ma insomma il tampone rapido arriva nelle farmacie del Veneto al costo di 26 euro. Che altro vi volevo dire molto velocemente? C'è un passaggio di Venezia, l'apertura del Gazzettino Oggi di Venezia. Intanto c'è un'intervista anche di Zaia dopo la lunga conferenza stampa di ieri, oggi sul Gazzettino, ed è interessante, ricorda un po' il passaggio delle minacce, non vuole assolutamente parlare di governo, tanti aspetti che riguardano questo momento, il Veneto, ma il Veneto è sempre quello che fa più tamponi, e perché siamo presi di mira a livello nazionale come fossimo i più contagiati, ma in realtà è perché facciamo più tamponi, su questo lo ribadisce molto bene sempre. Intanto si parla di questa scuola al 50% dal 7 gennaio e fondamentalmente la regola risponde a quello che hanno chiesto i governatori, quindi di fare un rientro a scuola che sia graduale, quindi il 50%, poi per arrivare al 75%, quindi tornano anche i ragazzi delle superiori al 50% e poi per andare al 75% in presenza, scusate, ovviamente in questo caso. Però insomma è un ragionamento che ancora si sta facendo, che non è stato declinato a terra, ma sul quale mi sembra che ormai siano tutti d'accordo, e quindi si torna a scuola il 7 gennaio aumentando poi le quote. Sarà licenziata la maestra cosiddetta negazionista, assunta l'11 novembre con supplenza, ricorderete a Treviso, la rabbia dei genitori, questa dice ai nostri ragazzi di non usare, ai bimbi di non mettere la mascherina perché muoiono soltanto i vecchi. L'esordio di Bosazzi come cantante alla diretta di domani a Tele4. Diego, aiuto, non lo so, ma tutto è possibile, domani vedremo Tele4. A proposito, non l'abbiamo mai detto, sia domani che dopodomani chiaro, ma domani sia ad Antena 3 che a Tele4 saremo in onda tutto il giorno, perché siccome siamo in zona rossa, almeno faremo da collettore, chiamate, mandate video, sms, tutto quello che volete, saremo in onda dalla mattina alla sera per riuscire a tenere compagnia alle famiglie, e perché si possano fare, se sono lontane o se hanno sfruttato quell'unica possibilità che c'è di raggiungere un altro domicilio, se sono lontane, di farsi gli auguri attraverso Antena 3 e Tele4. Abbiamo preparato tante cose.
Sarà una diretta molto live, abbiate pazienza. Cosa dicevo, sarà licenziata, ci sarebbe stato un ritardo anche nelle prese, diciamo nelle decisioni della dirigente nel prendere provvedimenti da parte di questa dirigente, perché la maestra si era dimostrata subito, insomma, dai post social, un po' il comportamento, l'utilizzo della mascherina a scuola, un po' diversa rispetto alle regole che almeno tutti gli altri rispettavano. Aveva un contratto fino a fine gennaio, il prefetto di Treviso dice non tornerà in aula, quindi fondamentalmente sarà licenziata. Torna il romanzo padano, perché nel silenzio, mentre c'è tutto questo macello, cosa succede? Salvini decide chi sono i 7-8 commissari nuovi di alcune regioni. Il più grande assembramento per prendere il Covid, l'ospedale, ci scrive Francesca, non lo so, speriamo le regole. Rina, perché principalmente Veneto e Lombardia hanno così tanti malati nelle terapie intensive? Ti sei fatto un'idea? Questo l'abbiamo detto, e purtroppo anche come ci sia una mortalità altissima nelle terapie intensive, lo riportano ancora adesso i giornali. Prima del romanzo padano mi sono dimenticato una cosa. A Venezia pare il prefetto appunto abbia detto molto chiaramente, è l'apertura del Gazzettino di Venezia di oggi, come ci sia una task force per fare i controlli nelle case, cioè praticamente è una sorta di squadra speciale. Ciao Sabri, ben trovate, grazie dei pensierini che mandi alle nostre tv ai colleghi. A Venezia una task force che si muoverà su segnalazioni, così dicono e scrivono oggi sul Gazzettino di Venezia, come quindi evidentemente riceveranno una chiamata: guardate che là in quella casa, mi sembra in quell'appartamento lì ci siamo la musica troppo alta, vedo dalle finestre un po' troppe persone, e quindi agirà questa squadra. La faccia, non entreremo nelle case, ma insomma ricordate che avevamo letto un passaggio del Corriere della Sera e il governo ci aveva pensato a fare anche questi blitz. Torna il romanzo padano, come detto. Quindi alla fine chi è il nuovo segretario commissario della Lega in Veneto? Alberto Stefani, uno dei ragazzi di cui si era fatto il nome, è giovane sindaco di Borgoricco, 28 anni, ma soprattutto il più giovane parlamentare, mi pare eletto 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, oggi ha 28 anni, insomma è anche parlamentare, e chiaramente è da una parte un salviniano convinto, più che altro è un giovane leva da sempre di Massimo Bitonci, l'ex sindaco poi defenestrato di Padova, oggi ancora parlamentare, quindi molto vicino a Massimo Bitonci, che certo non può vantare un rapporto idilliaco con Luca Zaia. Quindi qua adesso torna ovviamente il contrasto vero o meno o presunto tra Salvini e Zaia, e Salvini che sceglie un giovane che appunto fa il capo in una Lega del Veneto al 77%, là dove c'è un centrodestra, un'area che fa riferimento a Zaia al 77%, là dove ci sono anche grandi altri politici ingombranti all'interno della stessa Lega, quindi non sarà certo un ruolo facile, e soprattutto aumentare da quel 77% che ha raccolto Luca Zaia. Invece in Friuli Venezia Giulia diventa l'europarlamentare Marco Dreosto il commissario, il segretario della regione, diciamo, al posto invece, quindi succede a Massimiliano Fedriga. Qui non ci sono credo altre letture, se non che Massimiliano Fedriga è ancora l'unico, diciamo, governatore che aveva anche un ruolo di questo tipo, e che insomma è ben affaccendato in altre faccende. Rapporti ottimi con Zaia, dice Alberto Stefani, e l'obiettivo aumentare i consensi, non cosa semplice ovviamente, rivalutare le sezioni dopo il Covid, ma è chiaro che insomma il sindaco di Borgoricco, parlamentare, oggi anche segretario della Lega in Veneto, ha un ruolo non facile, come dicevamo, e per di più tutto sta a capire se è un emissario pieno di Salvini sul territorio, perché Zaia ieri ha detto molto chiaramente: io l'ho saputo all'ultimo minuto, quindi non è stato come l'altra volta avvertito, anche quando Fontana aveva annunciato di voler lasciare la carica appunto di segretario regionale. Mi fa molto piacere vedere Roberto, ciao Roberto, ti mando un grande abbraccio e spero che tu sia tornato in questo momento a casa, insomma, dopo questa battaglia. Quindi ciao Roberto, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi anche questa giornata strana. Domani ci vediamo in diretta appunto su Antena 3, come detto, e Tele 4, e sul sito ferdinandovarino.it, dove oggi racconteremo, se riesco ad avere una buona connessione, l'andata e ritorno dall'inferno di Marino Andolina. Qui avete visto un suo video nei giorni scorsi. Il medico di Trieste ci racconterà com'è stato curarsi da solo con il Covid a casa. Ciao!